Pasqua si avvicina, qual è il piatto tipico che in tavola non deve mancare? Prima di tutto non deve mancare la soppa coada. Per Dino Caramel, uno dei più noti ristoratori della marca, il primo comandamento da rispettare è quello della sopa coada, il piatto più richiesto anche in occasione della Pasqua, quando le famiglie si riuniscono intorno alla tavola per gustare i piatti tipici della tradizione veneta, che spesso richiedono lunghe preparazioni e ingredienti di alta qualità. La richiesta non manca, prenotazioni a gonfie vele e quasi tutto esaurito in tanti ristoranti, nei menù i risotti ai bruscandoli o ai Carletti. A Pasqua però avviene un dilemma che si ripete ogni anno: agnello sì, agnello no. Il consumo della carne di agnello o di capretto, piatto tipico che si rifà alla tradizione ebraica, viene richiesto sempre meno nei ristoranti. Viste le circostanze, qualche chef come Dino ha preferito non proporlo. È un pezzettino, non tanto per la tradizione, ma proprio non lo vogliono, no. Forse perché amano gli animali, non vogliono più mangiare il capretto perché è piccolino o l'agnello, o perché non hanno più quegli appetiti di una volta, evitano di mangiare questo piatto tradizionale, almeno qui a Treviso, poi non so a Roma o altri posti. Dino, nonostante tutto, non si è perso d'animo. La cucina veneta ha tante altre prelibatezze da presentare in tavola per il giorno di Pasqua. Come antipasto abbiamo la bresaola punta d'anca con l'asparago bianco, poi ci saranno i gnocchi di patate fatti in casa con l'anitra e delle crespelle con gli asparagi, farcite con gli asparagi verdi. Poi di secondo quest'anno ho fatto il filetto di manzo rosmarino, che è tipo tagliata, e la faraona disossata e farcita con gli asparagi. L'uovo è uno dei protagonisti delle festività pasquali, le uova sode, regine dei picnic di Pasquetta, ma anche le uova utilizzate per preparare le tagliatelle, i bigoli e la famosissima fugassa, una via di mezzo tra la colomba e la focaccia. Infine, le immancabili uova di cioccolato con la sorpresa.